In un mondo in cui siamo un po' tutti protagonisti, Andrea era un protagonista, diciamo così, non da prima pagina, una persona di fatti e non dei riflettori. Questo secondo me era un valore aggiunto, quindi un uomo veramente propositivo, un volontario nella sua carica di presidente, una persona piena di iniziative e con un occhio di riguardo verso le future generazioni. Un protagonista silenzioso non solo dell'imprenditoria montebellunese, ma anche dell'intera comunità che oggi ne piange la prematura scomparsa a soli 49 anni. È morto per un malore improvviso Andrea Parisotto, presidente dell'Associazione Sport System e del Museo dello Scarpone. Parisotto è stato a lungo in scarpa anche come amministratore delegato. Aveva lasciato l'azienda di famiglia nel 2018 per fondare una società di investimenti specializzata nello sviluppo di piccole imprese. Innovazione e giovani talenti erano la sua missione. E Andrea era un caro amico, oltre che un bravo imprenditore con una responsabilità nello Sport Assistant. Pochi giorni fa abbiamo concluso Generazione 2026, il primo anno proprio dedicata allo Sport Assistant, dove ha ospitato nel Museo dello Scarpone la delegazione di 30 paesi, dove ha portato a fare un tour nelle nostre aziende. L'ultima preoccupazione palesata in pubblico da Parisotto riguardava il caro bollette, così poche settimane fa. Il mondo dell'impresa è alla finestra, sta attendendo effettivamente che i provvedimenti governativi e i provvedimenti eventualmente della comunità prendano atto. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro fiduciosi che questa questione venga risolta nel migliore dei modi. Sotto shock familiari e l'intero quartiere di Mercato Vecchio dove viveva. E per questo va il mio più sincero abbraccio a tutta la famiglia e a tutti i suoi affetti più cari.